Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 19 dicembre. Quella di mercoledì è stata un'altra giornata di passione per quanto riguarda la viabilità della Romea. E infatti, favorita anche dalla nebbia, ci sono stati anche più di qualche sinistro, fortunatamente non gravi. È iniziata la giornata male con la manifestazione degli operai del cantiere Enel di Marghera, che ha praticamente paralizzato la circolazione verso Venezia per molte ore. Poi nel pomeriggio c'è stato un altro incidente che ha coinvolto tre mezzi, un furgone e due auto all'incrocio con Rosara. Alcuni pendolari partiti alle 7 del mattino da Chioggia per prestare servizio alle 9 sono arrivati alle 11:15 della mattina. Poi nel pomeriggio per tornare a casa praticamente si sono trovati in Piazzale Roma bloccati. Tra l'altro è arrivato un autobus della Riva Veneto, ha scaricato delle persone ed è partito senza caricare nessuno. E comunque, al di là delle manifestazioni di protesta, va segnalato che purtroppo non tutti guidano con la prudenza necessaria, nonostante la nebbia fitta. Inoltre, sono state notate biciclette che percorrevano la Romea di notte senza luci, un comportamento estremamente pericoloso, soprattutto in condizioni di visibilità ridotta. Una giornata davvero difficile per chi si sposta su questa tratta. Alla pizzeria Scottadeo scopri il gusto delle feste, panettoni artigianali farciti e ricoperti al gustoso cioccolato, alla goduriosa Nutella, al delizioso pistacchio, delizia pura, tutta da condividere. Passa a trovarci o prenota anche al 327 332 4259. Ti aspettiamo alla pizzeria Scottadeo a Borgo San Giovanni. Le consegne spidi dei vari corrieri non sempre passano inosservate, soprattutto quando le strade sono strette e i camion, furgoni, furgoncini si piazzano davanti al negozio o al portoncino di casa col rischio di fermare il traffico. Capita troppo spesso che in piazza i furgoni si piazzino a lato strada sia in un senso che nell'altro, su uno spazio risicato, costringendo il traffico a muoversi a senso alternato. Talvolta basterebbe un po' di buon senso per fermarsi quel metro più avanti o più indietro e permettere una circolazione più fluida. Viale Padova, Sottomarina, ma anche Viale Veneto e Viale Venezia, quando si ferma un furgone si blocca tutta la viabilità, costringendo le vetture ad attendere che il corriere di turno termini di fare la consegna e spostarsi a quella successiva, magari una decina di metri più in là. La rotonda in Piazza Italia è diventata area di fermata per i camioncini, ma almeno qua parcheggiati non intralciano il traffico nel momento in cui fanno la consegna. Andiamo verso un commercio online sempre più consistente, quindi verso un'esigenza sempre maggiore di consegne. Vedremo quindi un numero di furgoni in crescita e in crescita saranno le fermate per scarico, anche dove non sono accettabili. Le esigenze dei corrieri possono essere comprensibili, ma non riuscire a immettersi nel traffico perché due furgoni imbottigliano la via, mentre i padroncini consegnano pacchi su pacchi, alla lunga può anche infastidire. Il divieto di sosta e il divieto di fermata hanno un loro perché far finta che non ci siano per la durata della giornata lavorativa tutti i santi giorni a un certo punto comincia a infastidire l'utente della strada, soprattutto se in coda c'è pure l'auto della polizia locale che attende con tranquillità il suo turno per passare. Dicono che si stanno cominciando a effettuare le consegne con i droni, in via sperimentale per il momento. Sarà probabilmente il futuro del commercio online. Quel giorno il traffico dei furgoncini calerà paurosamente, ma forse guardando il traffico aereo cominceremo a rimpiangerlo. Finalmente ieri sera si è potuto recuperare l'incontro contro il Padova e quindi inaugurare il nuovo stadio Aldo e Dino Ballarin. A benedirlo è stato Don Michele, che ci aveva provato anche domenica 8 dicembre, quando il maltempo ha impedito lo svolgersi della partita. Il troppo vento impediva al pallone di seguire la traiettoria.
Ieri a fianco di Don Michele c'era il presidente Ivano Bielo e il sindaco Armelao. Le squadre sono entrate in campo accompagnate dall'Union Clodiense della Prometeo, ma l'entusiasmo dei tifosi clodiensi non è stato sufficiente per dare la vittoria alla squadra di casa, che in casa ieri ha giocato la sua prima partita del campionato. Per questioni di sicurezza è stato bloccato il transito ai veicoli per Borgo San Giovanni già alle 18 e le transenne controllate dalla polizia locale sono rimaste al loro posto fin oltre l'orario del termine della partita. Questo ha creato non pochi disagi ai pendolari che si sono visti saltare la fermata del bus nei pressi dell'abitazione e che dopo un viaggio estenuante su una Romea martoriata da manifestazioni e da incidenti hanno dovuto completare la strada verso casa con una indesiderata passeggiata, lamentandosi della situazione con gli agenti della polizia locale in presidio. Sabato 21 dicembre la situazione di disagio sarà la stessa, con il match in casa contro il Lecco alle 15. Sono in molti a chiedersi se sia giusto che una città veda bloccata un'arteria principale per un evento sportivo così frequente e tanti si sono chiesti se non sarebbe stato preferibile organizzare il parcheggio in Val d'Ario, magari in 2 aree separate in base alle tifoserie, e dotare l'area di un servizio navetta efficace. Anche ieri lo spiegamento di forze dell'ordine è stato eccezionale, con l'arrivo di cellulari di polizia e carabinieri, con squadre di agenti e militari in tenuta antisommossa. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, ieri è stata una giornata veramente tremenda per quanto riguarda la viabilità di tutta la Romea praticamente, perché oltre alla manifestazione di questi dipendenti del cantiere Enel che c'è a Marghera, che hanno bloccato la strada, era il secondo o terzo giorno, e hanno mandato in tilt tutta la viabilità, poi ci sono stati anche diversi incidenti cilentini, quindi veramente con la nebbia è stato un disastro. Tra l'altro ci sono persone che come al solito guidano come che guidano, biciclette senza luci in giro per la Romea, comunque vabbè, insomma tutta una serie di cose. Abbiamo notizie di diversi incidenti, ecco. L'ex presidente del Consiglio con l'amministrazione precedente, Andrew Bullo, è stato, che parla sia da ex amministratore, ma anche lui era dipendente della CAV, la concessionaria Autostrade Venete, ed era capo servizio degli impianti tecnologici. Non è da oggi che dice tante volte di mettere i cartelloni, i pannelli informativi in modo tale da poter diciamo dare la notizia. Allora in effetti lui stesso lo dice che ieri era in giro anche lui per Venezia, e poi lui col navigatore l'ha avvisato dell'incidente, quindi ha fatto una strada più lunga. Tra l'altro c'ero anch'io per strada perché avevo preso la corriera per andare a una conferenza stampa dell'ASL 3 e poi sono tornato indietro perché era tutto bloccato praticamente. Sono sceso dalla corriera, in un attimo è passato uno che mi ha visto e mi ha tirato su, non mi ha tirato sotto, mi ha tirato su, però praticamente c'era tutto questo disastro, e lui insiste che con alcuni pannelli appunto segnalatori, come ci sono informativi, come ci sono a Venezia, a Mestre, che appunto segnalavano l'incidente, ma mettendone qualcun altro da parte anche di ANAS in alcuni punti strategici, molto probabilmente allieverebbero la circolazione. In effetti questa mattina io tra l'altro vedo che tantissime persone hanno sul telefonino, quindi guardando Google Maps si vede subito se c'è la strada, c'è il segno rosso, se è interrotto o meno. Però effettivamente qualche pannello in più abbiamo visto che sono stati installati da poco qui a Chioggia da parte del nostro sindaco bravissimo, e quindi lui propone questa cosa. Effettivamente nell'ottica che ormai tantissimi usano le tecnologie, i telefonini, non occorre avere diciamo un apparato ipertecnologico, ci sono anche gli smartphone da 100 euro, quelli basta regolarsi con Google, però avere qualche diciamo fonte di informazione maggiore
e che dopo deve essere coordinata, perché ovviamente questi pannelli informativi qualcuno dovrà dare notizia che c'è la strada interrotta, per esempio. Effettivamente in alcune occasioni qualcuno potrebbe, magari se è a Valli e vede il cartello informativo che c'è la Romea bloccata più avanti, magari prende e fa il giro più largo, oppure magari decide di non andare, o magari di tornare e prendere il vaporetto, per esempio. Questa è una ipotesi. Ci farebbe piacere appunto avere anche un vostro commento, una vostra opinione su questo tema, perché effettivamente questa problematica della viabilità c'è sempre più importante, perché insomma, il traffico aumenta, poi in questi giorni con la nebbia che ormai non siamo più abituati, effettivamente sono situazioni, criticità che aumentano, e quindi vorremmo avere un po' anche il vostro parere. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Partono i lavori di manutenzione straordinaria delle palestre. Si comincia con la palestra piccola della Don Milani, scuola primaria. L'importo dell'intervento sarà di 83.000 euro. Includerà la sostituzione della pavimentazione, il risanamento delle murature, la dipintura del locale, la sostituzione dei serramenti. Tempo previsto per l'intervento un paio di mesi a partire dal 7 gennaio, giorno di inizio. Era da tempo che si chiedeva di intervenire, lo hanno fatto i genitori, il personale e chi è iscritto alle associazioni sportive che utilizzano le palestre. Domilani, Caccin, Merlin, Pascoli e Nicolò De Conti sono gli istituti le cui palestre necessitano di interventi, e l'amministrazione, conti alla mano, valuterà l'eventualità di aderire al credito sportivo. Durante l'intervento di manutenzione alla palestra non si potrà accedere, pertanto le attività che vi si svolgono in tali locali saranno sospese. Kodokan Judo si sposta presso altra struttura, mentre Fire Generation sospende le attività fino a quando sarà data la comunicazione del termine dei lavori. Il cantiere, alla fine dell'intervento, si sposterà agli spogliatoi del plesso, che saranno ristrutturati completamente. Un intervento la cui durata è prevista fino al termine dell'anno scolastico e il cui costo si aggira sui 130.000 euro. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Allora, rispetto a questo caso ci è stato comunicato verbalmente che la prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie, dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Quindi al momento aspettiamo, perché ci vuole qualche giorno prima di avere tutte le diagnosi. Nel frattempo, quanto abbiamo fatto, la segnalazione è stata naturalmente condivisa col Ministero della Salute, come prevede la norma, con l'Istituto e anche con lo Spallanzani, che è il nostro laboratorio di riferimento. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 19 dicembre, è la farmacia San Marco in via Marco Polo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, ciao a tutti!